Oggi, il 31 gennaio, San Giovanni Bosco, qui avete deciso di ricordarlo. È una figura importante anche per il messaggio che ha dato a tanti giovanissimi. Sì, Don Bosco è riconosciuto a livello internazionale come il santo dei giovani. Noi siamo gli ex allievi, coloro che si sono formati alla scuola dei Salesiani. Questo monumento è stato donato dagli ex allievi alla città di Agrigento in questa occasione, perché la città di Agrigento a suo tempo, nel 1997, con uno slancio di generosità senza precedenti, lo volle finanziandolo economicamente. Quindi restituiamo alla città affinché la città, espressa col sindaco qui presente, soprattutto le amministrazioni che verranno, lo curi e continui proprio a abbellire questo che è il belvedere Don Bosco, una parte di Agrigento significativa e importante. Ringraziamo a tutti quelli che sono venuti qua per la festa di San Giovanni Bosco e viva Don Bosco. Nome e cognome? Emanuele Paci. Io sono la direttrice dell'Istituto Maria Ausiliatrice, arrivata da pochi mesi ad Agrigento e noto che questa città è veramente fortemente salesiana. Quindi sono contenta di essere qui a questo evento. Ringrazio il Presidente per averlo organizzato, l'amministrazione, il Sindaco e spero che il sistema preventivo di Don Bosco continui a regnare in questa cittadina che ne ha veramente tanto bisogno per i giovani. Ricordiamo che anni fa c'era un collegio dei Salesiani qui a vicino dove c'è il distretto in Via Gioielli. Esattamente, l'istituto salesiano fu chiuso alla fine degli anni 60, subito dopo la frana. È una grave perdita per la città, perché da quell'istituto e da quell'oratorio soprattutto passarono diversi agrigentini, i quali avevano un punto di riferimento significativo, intanto per la formazione. Molti di loro sono diventati professionisti che hanno dato tantissimo a questa città e altri sono passati dall'oratorio quando gli oratori in città non esistevano. È stato il primo oratorio di questa città e per questo gli agrigentini sono fortemente affezionati alla figura di Don Bosco e ai salesiani che purtroppo ci hanno lasciato. Continuano la sua opera le figlie di Maria Ausiliatrice che abbiamo ancora presenti in questa città e operative. L'ultima parola la diamo ai giovani salesiani. Anche se non c'è l'istituto salesiano, noi siamo i giovani e saremo il futuro salesiano di Agrigento e comunque viva Don Bosco sempre. Viva Don Bosco! Viva Don Bosco! Viva Don Bosco!